Abbiamo parlato del milite ignoto, non ci sono molte altre parole da aggiungere. Il milite ignoto è un punto di riferimento, lo è, e ci farebbe anche piacere fosse rinnovata la sua storia all'interno delle scuole. Forse troppo poco si sa, è stato troppo circondato da un'aurea retorica che oggi non fa più parte del nostro linguaggio e del nostro modo di essere, ma sapere che c'è qualcuno che si è sacrificato per il dovere e che prima vengono i doveri e dopo i piaceri è un punto di riferimento e una cosa, credo, all'interno della famiglia e fuori molto importante. La fanfara ce lo vuole ricordare a modo suo, con la preghiera al milite ignoto, composta da Giovanni Papi, è una melodia che vi rapirà.
grazie alla fanfara, immagine cangiante di quella che viene definita la telescrivente, e un omaggio indiretto anche al battaglione alpini Tolmezzo, che oggi è rappresentato dal suo comandante, che ringrazio per essere insieme con noi. E perché faccio questo rimando? Perché la caserma dove alloggia l'8° reggimento è intitolata a Manlio Ferruglio. Doveva essere Maria Bergamasca colei che individuava il feretro del Milite Ignoto? No, doveva essere la mamma del capitano Manlio Ferruglio, eroe del Grappa nella prima battaglia d'arresto nel novembre-dicembre del 1917. Ma poi le vicende storiche, politiche e sociali vollero che fosse Maria Bergamasca definita una popolana di Gorizia, città martire d'Italia. Giusto per aggiungere qualcosa.